Dopo questa bellissima premiazione abbiamo ascoltato un sacco di cose belle e interessanti, abbiamo visto chi abbiamo premiato, quindi li abbiamo sentiti parlare e credo che sia una cosa... Sì, e sentire le loro storie è una cosa veramente... a volte ti mette proprio Sì. Ma abbiamo deciso questa sera di fare una serata dedicata alle donne. Stasera ci sono ben 16 donne impegnate nella seconda parte della serata, dopo il buffet che è dalla parte di là verso, diciamo, il fiume, il Sile, e ci sarà questa serata che abbiamo denominato The Pink Night. Vorrei con me tutte le donne chef, tutte le donne vignaiole che partecipano alla serata, le chiamo Roberta Rorato, Alexandra Vekic, Cristina Garetto, Arcadia e Pamela Veronesi, Giorgia Polegato, Angela Maculan, Silvia Moro, Giulia Castagner, quante siete, Gabriella Cottali e Sara Devetac, Elisabetta Lupi, Elisabetta Puiatti, ma che meraviglia, no, l'applauso fatelo più forte, però, senti che roba, Marisa Saggio, Valeria Perfederici, Erika Fontana, sono anche la cara Matte, benvenute dall'Istria a Verona, passando in un sacco di posti attraverso Rovigo, Treviso, che meraviglia, Padova, Montagnana, Vicenza, il Carso, Gorizia ancora, Coglio, venite tutte qua, allora, venite tutte qua che vediamo, Treviso ancora, ciao, avanti, venite, ci mettiamo tutte qua davanti così vediamo se riusciamo a fare una fotografia. Io mi abbasso, devo esserci per forza perché dove la farò un'altra foto così? Voi, vieni anche tu davanti, ecco, fermate Rosa, scusate. Allora, ci siete tutte? Le più piccole davanti, allora le più piccole davanti, forza, noi ci abbassiamo, 1, 2, 3, cheese, allora, farle parlare tutte mi sembra una cosa, sì, poi mi sembra, no, fermi qua un secondo però, no, io so che tutti dovete lavorare, c'è qualcuna che non parla mai e non gli piace parlare, adesso fa finta di non mi guarda, però insomma c'è qualcuna che gli piace parlare o no, e quindi io ne prendo una a caso. Prendo la Roberta perché la padrona di casa che ci ospita questa serata meravigliosa. Ti faccio dire due cose su e poi vi faccio fare una foto solo a voi donne che resterà credo negli annali dell'Alpe Adria di questa storia. Maurizio, Vai. io sono felice perché lavoro sempre solo con uomini. È la prima volta che lavoro con tutte donne. E non è male, eh? No. E Facciamo grazie di bisbocciona cuore stasera. a tutte voi, veramente. Viva le donne. Allora, venite un po' tutte avanti, venite, poi magari ci mettiamo anche un po' sulla scalinata qua a fare una bella foto solo voi. Grazie che, ecco, allora avvicinatevi al tavolo. Io però i nomi a ognuno di voi mentre andate via ve li faccio dire così almeno sappiamo chi siete. Roberto, mi dai una mano? Assolutamente. Mi dai una mano mentre la sigla finale iniziamo a sentirla piano piano con questa musica del gladiatore tra l'altro, ecco, mi rende l'idea. Io era già qua allora tu di là, io di qua, man mano che escono uno alla volta sentiamo il nome, una cosa al volo.
Buonasera, Giulia Castagner della distilleria Castagner. Benvenuta Giulia. Buonasera a tutti, Silvia Moro del ristorante Aldo Moro di Montagnana in provincia di Padova e speriamo di farvi passare una bellissima serata. Ne siamo sicuri. Grazie. Gabriella della locanda Delta San Michele del Carso. Quindi siamo sempre in zona Gorizia. Qui siamo sul Delta Po. Andiamo un po' più giù. Sì, Delta Po, che meraviglia, da una parte all'altra dell'Alpe Adria, Delta Po. Buonasera, sono io Pamela, lei Arcadia e siamo dell'Osteria Arcadia di Porto Tolle, Delta del Po Veneto e stasera mangerete le nostre cozze. Dopo Scardovari, giusto, grazie. Ancora Friuli Venezia Giulia. Buonasera, Elisabetta Luppi di Amandum in provincia di Gorizia e stasera degusterete il nostro friulano. Grazie a tutti. Benissimo, grazie Elisabetta, andiamo avanti. Marisa Saggio. Cosa assaggiamo di tuo, Marisa? Questa sera pesche bianche. Pesche bianche, quindi facciamo un Bellini. Forse. Forse, no, lo facciamo. Oh, ma sei in salopette? Sì, appunto. Olio mate. Olio mate, Alexandra Vekic dall'Istria. Angela Maculan, Cantina Maculan di Braganza e Vicenza. Stasera iniziamo con il nostro metodo classico, 3 volti. 3 volti, poi ti domanderò più tardi perché sono 3 volti. Va bene, buona serata. Cristina Garetto. Azienda agricola Giorgio Cecchetto e questa sera assaggeremo un rosato di Raboso, metodo classico, quale miglior vino, caspita, in una serata dedicata alle donne, in rosa. E poi Piave, e poi Raboso, insomma. Grazie Cristina, avanti. E torniamo ancora in Friuli Venezia Giulia, Elisabetta Puiatti. Buonasera Maurizio, Elisabetta Puiatti Villa Parens, vini e metodi classici nel Coglio. Questa sera un Rosa de Noir di metodo classico. Meraviglioso, lo conosco. Una protagonista è residente qua? Sì. In questa cucina. Chef resident. Beh, è bella però, eh? Beh, è bella. Buonasera, Valeria Piafedi. Terrazza Mare Marcandole, Valeria. Ecco, attenzione. L'abbinamento con la pesca di prima va con Il caso Vittorino dedicato a mio nonno, che è uno dei prodotti più alti di Astoria, che ben si presta appunto alla pesca perché esalta tutto quello che è il frutto, perciò godetevelo perché è buono e anche sexy, dico tante volte. Sì, bella, sexy, giovane, guarda com'è il nuovo Prosecco. Ma che meraviglia il nuovo Prosecco. Grazie di essere con noi. E ecco che chiude e chiudiamo questa prima parte. Vi invitiamo tutti al buffet di là della parte dell'area ristorante e vi auguriamo una buona continuazione. Bisogna dire che chiudiamo la serata con una delizia appunto della Roberta, perché è lei che chiude la serata. Sì, c'è una sorpresa in rosa. In rosa e io chiudo in dolcezza. È la prima volta che secondo me la Roberta si mette no? No, faccio anche cucina. Fai anche cucina. Sono veramente contento. È per quello che ti ha sposato. Per quello che l'hai sposata, perché poi quando diventeremo vecchi, soprattutto tu, almeno in cucina sei a posto. Sì, va bene. Allora, grazie a tutti, grazie ai giornalisti, grazie a tutti gli ospiti, grazie a tutti i gourmet di essere intervenuti. Grazie a tutti, buona continuazione e ci vediamo più tardi.